Guagliù, già siete 37 voi, e che adesso fate? Non sono abituato a tutti questi spettatori, guagliù, mi emoziona così. E nemmeno a Città, mo saranno sempre una trentina, invece già 37, che stavate aspettando che io mi collegassi. Ma stiamo spaccando allora, guagliù. A cannecchio una live allora, che immagino mi posso permettere sta maglietta per dormire, oppure quasi un cielo, ma già cominciava a essere un poco più 40 spettatori addirittura. No, ma stiamo spaccando proprio. Oggi tengo, ma fanno malerina che non sa idea. Sono che stamattina voglio proprio un guaiato proprio, voglio ma da credere. Stasera non so se ci facciamo 4 sate, o belle buone, cioè, o faccio gli anni, voglio, perché sono proprio un guaiato. Ma roba, voglio, infatti accetto consigli, voglio se qualcuno di voi ha qualche, cioè, sa come ci faccio immaginare proprio per risolvere questo problema che mi fanno, ma fa una macchina, voglio, ma sono proprio acciso proprio. Ma poi non hai fatto una cosa, non è che hai fatto qualcosa, non hai fatto niente. E mi fanno male troppo irina. Allora, allora, prima di tutto voglio salutare a quello grandissimo scaszacazzi Giorgio Impradice, che mi ha cagato cazzo tutta la settimana, e la prossima live mi ha salutato per prima, allora Muluananz, cazzo, grande Giorgio Imperatrice, e ti saluto, mo cacchina e mi lo da capo, e quindi ti voglio salutare. Comunque, belle e buone, voglio a quanto mangi già di chilo 40, belle e buone 24, una perdita colossale di 16 spettatori all'improvviso, quindi è meglio che non dico poi posso fare 3 spettatori, che sennò allora, voglio avere fatto dei commenti, aspettate un attimo. Perché come al solito, vabbè, mo scusate senza avere buona telecamera, perché come al solito non ho tolto la situazione del computer, perché non è che per colpa mia, ci c'hai dato che non posso un spiegare per risolvere questo fatto che si sono scassati i computer, ragazzi. Purtroppo io ogni computer che tocco scassa, ma c'è sta moda praticamente, ragazzi, si scassa. E quindi posso chiedere su questo computerino piccirillo che se si faceva con il cellulare là è per meglio. Ma sto facendo queste cose in mia moglie che è piccirillo piccirillo, infatti non vedo manco un cazzo. Però sacci che è buono, perché la fotocamera è una fotocamera poco scarsa. E mo sto chiedendo a cercare i commenti, che praticamente di solito io saluto tutto quanto all'inizio, però praticamente non so cazzo a leggere i commenti, ma provo a riavviare un po' per vedere se riesco a leggere i commenti. E vabbè, ci sta sempre una novità, capito? Ogni live c'è sta sempre una problematica, o computer, o i commenti, o il tempo che è bello e buono viene a patapati l'acqua e non si sente, non si vede. Io sto mi state sentendo, che poi ovviamente non so se mi state sentendo, mi state vedendo. E è sempre bello così improvvisare alla grande. Ah, bravo, mi ha scritto Justin in coppa a Facebook che mi potrà dire qualcosa. No, dai, spammami la bocca chi te vive Justin, sa che mi stai scrivendo qualcosa, invece chissà, ma spammami la mia pagina di frasi, pozzo passare niente. Oppure io dicevo prima. Allora, approfitto per salutarlo, Justin De Vivo, dopo ti faccio pure un po' di pubblicità Justin, però mo fammi apparare un attimo la frattazza qua. E niente, voglio... No, io so, boh, spero che voi... Ah, allora, poi finalmente sono partiti i commenti, a sta fa maronna, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, aspettate un momento che disattivo l'audio perché sennò sento la voce mia e che mi dà troppo fastidio mentre sto parlando. Comunque, vedo già che ci sono Pasquale Frattini, Salvatore Romano, Sasi Troise, Elia Musaragno, addirittura gente sempre più gente nuova in queste, mi fa molto piacere. Tonio Esposito, grandissimo Tonio, Antonia Mennillo, la sosia di Miley Cyrus, Antonia Mennillo, che veramente voglio, andatela a vedere in coppa a Facebook col suo permesso, andatela a trovare. Antonia Mennillo somiglia a Miley Cyrus, un po' più piccolina, un po' più bassina forse, no? Credo. Intanto il cellulare mica sta facendo TikTok. Punto, un altro nome nuovo, Mattia Sepe, come si chiama? Ostetricia Caserta, ostetrica no, ostetricia Caserta, non so che significa, però penso che un nome tuo è ostetricia, non ho mai sentito un nome così. Domenico Grimaudo, Mariano Genovese, chi sta più? Giorgio Marinelli, salutami, ciao Giorgio, e poi chi ci sta più? Non so, poi facendo sapere facendo sapere se mi sentite, se mi sentite cose, se mi vedete buono. Buono no, perché vedo che la telecamera c'è, mi vedo stesso io, che
già sono cessi, poi pure la videocamera cessi, quindi due cessi uniti. Poi ci sta più Drive-Frex, cazzi, no? Muoio, mamma mia, uscite sempre questi nomi e merda, proprio pare che facete apposta in live mi, ma il là che non mi più allora, che volevo dire? Come al solito vi ricordo che fra 20 minuti entra Piette Pull con una poesia che dovrebbe essere dedicata, perché io prima gliel'ho suggerita, perché chi come al solito si suggerisce una cosa, chi si scorda proprio che ha da fare poesia, no, chi si scorda proprio che ha da fare, che si scorda che ha da fare poesia. Comunque c'è gente fa una bella poesia in coppa su fatto che ha fatto patavate dell'acqua, oggi come ben sapete che se capita niente, a voi stia a casa passava anche un cazzo che non sono uscito proprio, che ci stiamo avviati che è meglio che mi sono a casa. Aspettate, non è? Allora, Mariano Genovese, c'ero di sparare stamagna a puff, stamaglia a puff bucchinare. Sì, sì, no, a voi puff del rock blu scuro, io tengo che io sono convinto che voi state commentando, però purtroppo la mamma di YouTube è un po' così. Io non lo so, se chi non la conosce, la mamma di YouTube è una di quelle signore, diciamo, di facili costumi, è un po' un puttanone che mi fa arrivare i commenti dopo, capito? Allora, già fa sempre che sta, già fa. Devo sempre riavviare per farle arrivare. Chi se mi sta facendo qualcuno a Facebook? Aspettate un attimo, voglio io tengo cesso computer, se mi iscrivo sia a Facebook sia a YouTube si capisce. Ah, boh, sa, si trova, si dice tutto bene, si vede e si sente, anzi si vede bene e si sente bene, si vede bene, ma me ne faccio meraviglia perché veramente non credevo che si vedesse bene con questa camera, perché almeno io da quello che vedo qua, vedo tutto, pare tipo sai, i quadri e Picasso, no? La capa mi tutta così, tarrugna. Vabbè, comunque, se lo dici tu mi fido e andiamo a bere. Allora, caparapina la pagina, c'è la manetina, ma non passo, ma come sa da fare? Ma come sa da fare non passo successo? Una cosa oh, lo volta singolo a Facebook a la pagina di commenti. Che tarante, che tarante. Ah, ollo. Andrea Assunto, io da che male panzo sono stato il 30esimo, 40esimo iscritto, addirittura iscritto pure iscritto, però ti perdono perché sicuramente sei stato uno dei primi iscritti, guarda, è un onore, perché figura dall'inizio in capivo niente che ho passato sui fatti YouTube e non capivo manco fatti l'iscrizione. E infatti mi guardavo queste iscrizioni, non sapevo anche che la gente si poteva iscrivere. Mi facevamo questo video così, lo caricavamo un po' a YouTube e poi dopo abbiamo cominciato un po' a sapere, a capire un po' la dinamica di YouTube. Scusate, voglio dire, ogni tanto mi fermo, ma tenga la voce a me, no? Cesso, che tenga una voce cessi, quando non so, ovviamente quando non si risente, sente sempre una brutta voce. E sentivo la mia voce di cesso che l'eco della mia voce dice, ecco, si è fermato. Tonio è sposo dai 56 spettatori, non ci credo che si di 56 spettatori, anzi, poi ci scherzo perché poi veramente si di 56, ma scatta una vera emozione da parte mia, allora so, già parlavo più italiano, cioè, un po' più far vedere che so qualcosa. Francesco Cesario, Frank, il prossimo video quale sarà? Allora, come qualcuno saprà, perché praticamente ieri qualcuno è venuto con comunque stiamo facendo una nuova parodia. Stiamo facendo una nuova parodia e non voglio dire quale canzone, anche se fosse già, però è una canzone molto sentita in questo periodo qua, questa cosa qua. E praticamente stiamo facendo questa parodia dove poi, tra l'altro, io ho scritto anche su Facebook se volevate partecipare, per chi voleva venire poteva venire perché ci servivano poche gente per fare pochi muine. Significa per chi non è di Napoli un po' di casino, un po' di numero, tanta gente, un po' di burdello e quindi boh, effettivamente l'ERMA continua pure oggi, però purtroppo è venuto a patava dell'acqua e quindi non l'abbiamo potuto fare alle altre riprese, però probabilmente domani se il tempo ce lo permette, staremo di nuovo al Lido Mappatella, che non tutti conoscono. Infatti pensavo che tu quando conoscevo il Lido Mappatella sta a Mergellina, praticamente un lungomare Mergellina, che lu pezzi spiagge che c'è stato a Rosa, fanno bagnare la gente, cioè io non mangio mai fatto, cioè, però là vanno a mare. Quindi se volete venire domani mattina, se il tempo permette, alle 11:30 staremo là.
sì, venite, voglio, ma raccomando, portate delle magliette di calcio, tipo, non so, c'è lo Napoli, l'Italia, lo Brasile, quello che cazzo venite, che lo portate, e portate delle bandiere, del Napoli, dell'Italia, qualunque bandiera sia, così vi meniamo in mezzo pure a voi e facciamo questo video. Se volete, se non volete, vabbè. E però voglio dire una cosa, a tutti quelli là che mi dicono, ma quando mi fai fare un video, ma quando mi fai fare un video tutti quanti, che se l'occasione buona, mocca chi te viva, ma buffata a wall tutto il tempo, perché non sa che voi mi scrivono, mi fanno, ma quando mi fai partecipare, quando fai... E ci dico, quando purtroppo non ho possibilità, ci dico, non preoccupate, tanto la possibilità prima o poi esce. Ma esce la possibilità, mocca chi te viva, a te che mi scrivi sempre questa cosa qua. Quindi vi devo venire, perché non dico, cioè, c'è stata l'occasione ieri, è venuto solo 7-8 persone, ma a me mi chiedono un sacco di persone, però poi mi facete passare genere, perché che cazzo, cogliete questa occasione, vedete, perché non so più poi, sì, ogni tanto sì, perché sicuramente ogni tanto ci serve sempre un sacco di persone per fare, comunque sì, venite mi fa piacere, se no mi rompi tu cazzo che mi scrivi ogni tanto quando mi fai fare una parte, mo cacchite mia, questo volevo dire. Chiudiamo questo, ci sta anche Giuseppe Pesta la merda, che per chi non lo conoscesse è un ragazzo che dice di chiamarsi, perché c'è il nome qua sul canale è Giuseppe la merda, poi non so se si chiama qui. Lui disse di sì, però in ci credo, comunque c'è anche lui. E 60 spettatori, ma sta facendo una curiosità in coppa su fatto dei spettatori, cansavi di aggiare, aggiare se adesso fatta scelta. Che di sto 65 spettatori, voglio, e come è su fatto? Ma è stato ma come che era una cosa intima, era una cosa fra di noi, 30 di noi, cioè che potevamo dire male parole, potevamo dire tutto quello che volevamo noi, ma mo qua 65 spettatori, 68 addirittura, ma qua a livello sta crescendo poco, a Luca ma ha cominciato a dare ospiti, ma comincia a fare proprio un talk show, allora no, rimaniamo sempre così perché ci passa anche poco cazzo. Comunque più ne siamo, più ci fa piacere, ma pure se non non ci faceva piacere lo stesso. Vabbè, comunque voglio anche leggere tutti i commenti delle persone nuove. Addirittura Miss Loren, ma se pure Sofia Loren, bella e buona, un hanno fatto. No. Fulmine giallo, stai spaccando, c'era un grande fulmine giallo, il ritorno di Carmenillo, che Carmenillo dovrei un sacco di live, ma tu che fine hai fatto? Fammi sapere no, che di solito, ma pure un po' a Facebook, come scrivi più cose, mi manchi, capito? Allora io te lo dico, ti faccio di amore, diciamo. Pietrangelo Montanaro, c'è lo Sacareno Quadra, ma venuto quattro quadra, ma io ogni volta veramente a giocare in location, perché a così voi capite, voi spiazzo, ogni volta che vado a inventare sempre un commento nuovo. Mariano Genovese c'è il mi sto cagando sotto, e tu sai che pure a me mi stai facendo, sai perché no? Ogni volta, non so perché, ogni volta che ci fa live, per esempio, mi sembra che ci cagato, non so perché, non so che... Allora, però io buona ma trattengo, che io giustamente non mi faccio, ma bene, sempre 10 minuti mi fa live, mi sono fatti cagare. Allora dico, vabbè, faccia la roba, perché però è un fatto che può capitare, forse è l'orario, o non mi mangiare da poco, quindi la sera, cosa, un caffè, non lo so. Sasi Troisi, stai spaccando cose stasera, grandissimo Cerone, no, ma io sto spaccando proprio niente, la verità sei tu che stai spaccando, che veramente stiamo raggiungendo numeri da... Ma chi lo sai che è? Quando è futuro Grande Fratello, Michele mi ha penalizzato, ho fatto il Grande Fratello, che gli si inventa c'è stato... Antonio Fusco, ciao Fabio, ti ho incontrato la prima volta al comico, ne devo dire che sei una persona squisitissima e che mi piace, dolce, squisitissima e molto socievole. Abbiamo ripetuto foto perché non venivano bene, grazie. Grandissimo Antonio Fusco, non mi ricordo, però cioè, se te vedi che mi ricordo, non mi ricordo. Però poi penso che mi tag, se non mi taggate, taggami un po' a Facebook, così mi ricordo la faccia tu. Comunque sono contento, ti voglio bene e ti mando un bacio. Cira Terracciano 66, no, erano 68, Cira Ambazia, Dario Tabasco, ciao Cerone, grande Dario, Giuseppe Napolitano, siamo 65, vabbè, Pasquale Frattini, ti saluto mio cugino, saluto ma cugino, saluto un pure assolto, Pasquale, senza problemi, senza malizia, Mattia Sepe, Cerone, 65 spettatori, mettiti la giacca, e la dato infatti a GT, si fa 50 spettatori, mi mette la giacca, e non è facetemi 50 spettatori, e facetemi 46 spettatori, e mi ha detto la giacca. Ma però se smettono la giacca, capito? Se trovano qualche indumento da mettermi. No, la giacca no, dici qualche cosa, qualche altro pegno, se arriviamo a 70 faccio qualcosa che voi mi dite, va, facciamo questa cosa qua. Francesco Cesario, Frank, la parodia
mi sei stato assente grande, grazie mille, Francesco. Che deve stare a sentire, cioè, io cerco di leggere sempre tutti i commenti perché mi fa molto piacere. Che sia live, secondo me, è una cosa proprio così. Io e voi che parliamo così, bunga, ma Umberto Zuccarini, ore 21 e 43, 66 spettatori. Ma veramente, voglio, ma sei una cosa proprio cazzo, ma il live allora vanno fuori. Allora, 70, siamo 70 di noi. Così, no, ma voglio vedere proprio. Hangout 60 euro, io sta dicendo il palo, siamo 60 euro, Buciardi che non siete altro. Mariano Genovese, c'è l'ira fa a Basciuranatil, è Ranatil. Spiegamelo perché non lo conosco. Lui fa Basciugliava con un posto che si chiama Uchiacun, già proprio fa capire un nome che è una cosa, è tutto un programma, però oggi preferito lì di Mappatel perché poi capirete la parodia, no? È un posto più napolegno, come da dire, più secondo me conosciuto, no? Come spiaggia un po' più vicino a un po' che zampa, queste cose. C'è sì, pure su lì siamo un cavocone, lo chiamano così, sta a Bagnoli, praticamente sta all'inizio come ci a Napoli, sta proprio una piccola spiaggia, che cioè, subito mezza volta la voglio ma facevo proprio i pir, cioè come non si è mai visto un mare che faceva i pir, cioè proprio, ma no pir, tipo faccio far capire, un incrocio tra pir e pirata, cioè veramente un mare che teneva un fiete tra pir e pirata, cioè quindi ve lascio immaginare, cioè tu vai da sto mare, cioè facciamo fare una generazione con bagno. Poi c'è stata una specie di una fogna, cioè un piccolo canale c'è acqua marrone che scende a mare, cioè, non so, tipo come fosse una fogna, cioè come fa, la gente si fa un bagno a russare una fogna, cioè vabbè, comunque la asciughiamo noi con, poi usarci solo questo fatto, cioè, me lo racconto una volta come si chiama, la mamma di una mia ex ragazza, praticamente c'è la si chiama con. Poi quando dici a gente di Bagnolo non so nessuno dice ma come venite a Bagnolo comunque usarci solo questo fatto. Chiusa questa parentesi del chiavicolo, sto in Svizzera, altrimenti venivo, sai che parimenti faccio cazzo Dario. Ah, e Dario mi ricordo che ha fatto in Svizzera, me l'ha detto una volta. Grande Dario. La Svizzera che ha fatto? Ha vinto, mi pare 2-1, se non mi sbaglio. È stato rendi mondiale, oggi ho messo prendi mondiale, cioè ha fatto, mo mi visto Germania-Portogallo, prima tempo mi ha dormito perché te ne sto fatto, come faceva la scia, ma proprio la partita non era proprio, cioè no, non è che era una brutta partita, però al primo minuto se un red zero ci stava a fare un po' chi la muoveva. Allora, andiamo avanti. Antonio Fusco, Fabrizio, no, ciao, la sua, Omex logico, Munnizzo, saluto, ma e come no, ti saluto, ma chi sono Omex logico? Napoletano, salutami, poi ci potevi mandare stenato che si chiama gno. Questo si chiama così per chi non lo sapesse, per diciamo, gli aficionados della live già lo conoscono, per i nuovi c'è sta uno che si chiama così, proprio un nome, gno. Io lo saluto, lui mi saluta, io lo saluto. Poi c'è sta Antonio Mennillo, mannaggia, morto, mi scusa recuperare. E i bot belle e buone, lento, i bot sono aspettate un attimo, ci voglio cercare legge il commento, ma bel buon sono fu. E va in bocca, se ne è finito con me. Miss Lore Night PS, no, Miss Lore, se non mi saluti me ne vado, muoviti. E t'ha già salutato prima, Sofia, pure fatti Sofia Loren. Mannaggia la cosa. Invece un ex logico si chiama Geruz, saluto Geruz. Poi se mi chiamano Munez non fa niente, voglio bene così. Allora, peccato ma ci pezzo commenti, scusami Antonia, ma stai facendo commenti tu, ma bella pose nel free. Quindi vado avanti. The Drive, ragazzi no, magari non frate, però pure tu, It's, Drive, Rex, Cero, saluto, mi sono Giuseppe De Rosa di Facebook, e Giuseppe, che ci fai scimo pure tu? Azzo Giuseppe, tu ti chiamava così bel Gesù misericordioso, e mo ti chiamate bello buono The Drive, Rex, per fare fammi, faccio lo schermo, ok? Io così non cagaglia, non faccio schermo. Luca Attanasio, c'è lui, grande Luca.
Ma peccato che si stanno bloccando questi spaccini come Giosuè Speranza, grandissimo Giosuè Speranza, poi Antonio Mennillo, mannaggia, devo andare che sta facendo una tempesta, addirittura il canto sente niente, vabbè tutti che sapporti, cioè, è un po' più lontano, e mi fa pure mi mandato video che bella buona si capiva niente, un lago, vabbè, oggi si capiva niente di tutta Napoli, c'è stato proprio un patapati dell'acqua, veramente. A proposito di patapati dell'acqua, io colgo l'occasione per invitare Virti Pool, se non mi scordo, e quindi vado sulla lo sto a su Quazzi in boccio qua un attimo voglio invece di così non mi scordo eccolo qua invito ti vado a parlare invito a chi non mettere i capelli buffi e funziona che ne sta live a pezza cavolo puoi mettere i capelli buffi da chi li grafico allora invito su cose è proprio muscio, ma lui mi acconcio il computer mio, magari a poco la metto il computer mio, però posso giocare un monitor e può collegare vicino al computer in altro computer mia moglie che sta facendo il putello, che sapete così. Allora, sto provando a invitare a PT Pool, ma si muffa fa. Allora, ecco qua, si muffa fa. Una lentezza, ma c'è sta pure ringrazia pure la madonna che meno male da su che tengono quazzi computer che già pure ringraziamo Francesco super poi fammelo invitare ci sta invito chi c'ho ok fammeli si formò e sta formorina come al solito ok l'ha fatto un po' apposta allora voglio 62 spettatori stiamo spaccando tutta la media ecco qua andiamo avanti Lucia Andrente mercoledì ho la maturità almeno usitando piglia usitando può pigliare ma può pigliare pure più secondo me Lucia io ti dico che tu prenderai un da 5 boh t'ha gettato pronostico da 5 fa proprio fammi sapere se l'hai pigliato comunque ti facciamo gli auguri io e tutto quanto in una live che per fare un grande esame Giuseppe Napolitano c'è pure stamattina mi ha dato con uno sfaccimento loro e lì mannaggia la miseria e crema è una cosa che lo sai che pure un'amica mia mi ha telefonato prima e pure si facendo male i rigi che magari ma sarà un tempo ma adesso no, non ha idea comunque voglio ma perché sto parlando con voi sto facendo una live allora mi sto scordato che mi fanno male i rigi ma voglio sto proprio acceso proprio non riesco a fare una morta andiamo avanti voglio tutti quelli che mi stanno scrivendo a Facebook io non posso dare in coppa a Facebook perché sennò non capisco niente più nei commenti di YouTube quindi scrivetemi su YouTube che lei Facebook ne riesco a leggere oppa aspetta fammi riavviare perché si sono bloccati i faccimili con me ecco comunque stai dicendo allora se chi si fosse collegato se domani veramente vuole venire al Lido Mappatella tempo permettendo alle 11:30 vi faccio fare questa parodia insieme a noi che si pare comunque fondamentalmente si pare io ci siamo divertiti a fare queste riprese ci siamo tutti fatto una partita di pallone per far capire perché in questo video ci stanno pochi calcio e quindi abbiamo avuto a fare una piccola parte delle pallone praticamente siamo in coppa una spiaggia cioè in coppa a cucivo malamente la sabbia cucivo proprio malamente e tra l'altro se ne pure ci facciamo le bottiglie di vetro scassate, no? Se ne pezzi di vetro in terra a spiaggia. Allora, noi eravamo qua a pallone, ma fa finta che facciamo questa partita e praticamente ci mettiamo paura che ci facciano i pezzi di vetro in due per. Allora qualcuno si vede che scarpi, si vede che papush, ma da credere poi a come mi si palla al centro, il primo tiro che ha fatto si sono scassati il papush. Papush teneva vari anni, poi vabbè, possono 5 euro, niente di che, figurami, mi posso ancora accattare i papush 5 però guarda, ma che fa? Cioè proprio al primo titolo sono scassato il papuccio cioè scimmie di essere allora Gianfranco Crapacotta ma no che peccato ci penso commento non sa uno che si chiama Gianfranco Capracotta o Carpacotta non c'è guarda Gianfranco ci piace il passaggio a gente a poco commento tu perché sei uno nuovo della live Gianfranco Capracotta già mi ha fatto dire come mannaggia porta fa allora intanto saluto Marco Lollai Gianmarco Gallo Enzo Ferrara e su prendo solo mi commento questo mi dici adesso Antonio Esposito la saluta Mattia Sepe Francesco Simiulo mannaggia morta ci pezzi di lui commento come mi piaceva il nome Capracotta perché poi ti metto quanti in sta live non strano ti mi pesta la merda Capracotta
un'immagine sui misericordiosi che mi ha cagnato no. Ehm, vabbè, non fa niente. Antonio Fusco, ti ho contattato su Facebook e ti ho linkato la foto, così forse ti ricordi. C'ero, ok, benissimo, Antonio, così mi ricordo. Andrea Assunto, Domenico Grimaudo è un drugo crucco di merda. Allora è il bello questo. No, non so che cazzo è scritto, vabbè, comunque. Giosuè Speranza, Fabrizio, sei arriva a 70 senza che arriviamo a 70, però poi a finire che patavate l'acqua nata voto, quindi vedete voi se voi si pulite che il tempo rimane buono, ma io anche io voglio che è buono, no? Poi tra l'altro giorno ha cantato senza pazienza, perché praticamente sempre a fare riprese, no? A Margellini all'improvviso c'è qualcuno da Tuborg, a birra, no? E praticamente questi guaglioni venivano a convincere le persone che si cantavano là in piazza, praticamente ci regalavano la Tuborg. Ma poi non ha capito, vogliono che chiappate a noi, che convincere, pensa, come mamma capito che ci regalavano una borsa, ci siamo mandati proprio i vietti là a cantare, in Venerico proprio, loro erano convinti che noi eravamo timidi, no, ci siamo scordi di cantare, ci siamo messi là e per te pure a cantare, o solo me, no, come cantare, ho studiato innamorato, Saracino e borsa, va, vola poi 5 minuti a me e ci hanno fatto due borse. E secondo me ci sono pure dispiaciuto a loro, perché secondo me, sai, non è che volevano regalare due borse, poi ci hanno chiappato tutti e due proprio che la figura si metteva scorni di cantare. E quindi ci hanno fatto pure due bozze, anche belle della Tuborg. Ma la tengo là, siamo la una bella bozza della Tuborg nera, fatta, sai, sportiva. Ehm, andiamo avanti. Marco Lolla è allagato lo scantinato. Ci credo, Marco. Penso che tutti i scantinati sono allagati, non solo il tuo. Tony Esposito. Mattia Siepe, sì, ah no, Tonio Esposito, e tu volevi fare pure un bagno di Mappatella, e mo volevo fare un bagno di Mappatella, che poi sarebbe stato il mio primo bagno, che paradossalmente veramente poi ce l'aveva fa un bagno di Mappatella, però era una cosa di scena, quindi alla fine ce l'aveva fatto forza, un po' faceva schifo. Ma perché chi le botte, il botte quando passa là, no? Il botte è pulito l'acqua, però per esempio poi si sporca perché poi per esempio quando è domenica o sabato vanno tutti la gente che sono poco rinzolo perché portano i bicchieri a mare, portano roba a mare, cioè, perché che l'acqua là non è proprio sporca, almeno all'apparenza, poi a India non so, ci può essere, a India sta a media pisciazzi, Napoli, non lo so che ci sta a India, però alla fine quando mi ha camminata a Magellina, il mese aprile, il mese di maggio, ecco, la vedo sempre pulita, che voto mi ha fatto e dico sempre quando su cocco, però guarda là, c'è trasparente, il voto guarda, addirittura trasparente l'acqua, si vede che li piscieri, però quando poi la gente purtroppo hanno là, usato da mezzo da vicino e inguacciano queste cose, quelle. Però comunque, non lo so, comunque. Poi si io come la dico, io l'ho fatto per voi, per fare questa parodia, mi sono sacrificato per fare questa parodia. Comunque appresso a me sanno fare pure chi la bene a fare parodia, quindi non morire. Umberto Zuccarini, peccato che devo lavorare, altrimenti ci venivo per le riprese del video, altrimenti almeno ti conoscevo pure. Eh sì, lo so, me l'hai detto su fatto che fatica, però vabbè, si può venire, non fa niente, tanto ci saranno altre occasioni, veramente. Lo so. Pasquale Frattini, Fabrizio, lo sai, voglio farmi una foto con te, come faccio? Pasquale, tu mostri c'è una vita che devo fare una fotografia con me. Pasquale, io non ce la cim, non ti preoccupare, ce la cim sicuramente, Pasquale. Allora, Tita Men 93, mi sono Annarita, ciao Annarita. Annarita, chi è Annarita? Annarita Cozzolino, mi pare, perché, ma tu quando stai cagnando cose, se sei tu, perché cagnate sempre cose, pagine Facebook, profili? Salvatore Bellini, c'è errore, sono venuto ora, ma ho una giustificazione, oggi ho iniziato gli esami, vabbè, tu vieni sempre a 10, tu offri e finisci a 10, o mangi 9 e mezzo, non si è capito su hanno fatto il ben docesse là, mi pare che dice auto 13, ma non lo so, ma tu tipo qualcosa, c'è qualcosa di nascosto, che sempre di a fare sta live. Comunque a proposito, lei dice che quindi Piette può entrare improvvisamente una delle sue entrate in scivolata. Allora, Michele Mauriello, cielo, se arriviamo a 70 spettatori ti vogliamo giacca e cravatta, addirittura la cravatta non sa c'è rossa. E poi c'è un quarto d'ora a mettere la cravatta, quindi poi finisce la live. Facciamo la tavola e faccio mi stessi coi, chiedetemi qualcosa di più. Luca Attanasio, sei il migliore cerro, continua così che spargo la voce per farti conoscere. Ma Luca stai spaccando proprio frate, fa pure qualche volantino, fa pure l'aereo che là che volano in coppa a spiaggia, sai, quelle cose a rete, fa quello che vuoi tu, basta che pavo tu, non ci sta proprio. E Francesco Signore, non c'era un saluto, sì, sì, già ti ho salutato prima, mi ricordo.
Omex Logico, che sarebbe Geroz. Sono 2 puntate che ti seguo. Ogni lunedì mi fai passare a muro. Ti voglio bene, cerco di venire domani. Grandissimo Ceruzzo, ti aspettiamo lì, Lido Mappadella, 11:30. Scusate se lo ripeto sempre, ma mi fa piacere se venite. Tempo permettendo. E poi noi ci dicevo, ma lo facciamo stive, allora si sta chiudendo bene. Antonio Fusco, ti ho contattato su già che siamo lì. Andrea Assunto, in bocca al lupo per chi ha la maturità, compreso. Infatti, ragazzi, voglio fare un grande in bocca al lupo, perché ho visto in questi giorni parecchi di voi hanno la maturità, che è una cosa molto importante. Un po' pensate che è diventato maturo dopo la maturità, però così la chiamano. E vabbè, comunque è un esame importante, spero che voi lo passiate. Rossa, chissà, è stato segnalato come spam, che kite. Allora, voglio fare una riavviamento totale della pagina perché sono bloccati come. Sto cominciando a leggere perché sto cominciando a fare proprio i miei rigurgiti del lunedì. Oramai conoscerete bene perché per i nuovi che non lo sanno, che io praticamente quando faccio la live arrivo sempre un culo a gimagnate, no? E quindi sono sempre a fare, sarebbe i rigurgiti, per non fare un rutto, non faccio direttamente, cerco di mantenerlo e mi esce questo così. Comunque vedo che stiamo mantenendo una media alta, siamo sempre 63, siamo sempre da 30 a 63, belle puntate, 2 settimane abbiamo raddoppiato magicamente, niente è successo, sono sempre lo stesso, magari mi sono un po' più abbronzato, forse è stato questo che ha fatto sì che io che avessi più che ci fossero più spettatori, su fatti dell'abbronzatura, e allora l'inverno voglio mangiare sciatti là, un certo livello la mantenere, quindi l'inverno mi fa le lampada. Allora, aspetta, erano partiti i commenti, ma poi parte se ne fu, allora poi e volessi a leggere tutto quanto, non esiste sta scimmia YouTube, mi fa frittare. Allora, eccolo qua, voglio leggere dal primo all'ultimo. Aspetta, Mariano Genovese, moto legga a te, aspetta un momento, Mariano, un frate. La pezzata ora, mannaggia, morta ma come è brutto a tenere successi con i computer, cavolo mi sento ma lo levo. Allora, Mariano Genovese, c'è ieri facette una consegna rindano qualche merda, ricetta signora pizzeria, ricette che non voglio aprirti, rispunnette, ne cornuta rapa, ma perché io pure facevo porta pizza, ma fare con ricetta una volta, maronna, e quante cose mi capitavano, Mariano, ti capisci, è un lavoro che cazzo, però è un lavoro molto, io mi divertivo, un po' passo motorino, che andavo in canzone, un po' motorino e poi mi scusavo pure la cazzo la iPod, boom, me ne andavo a strada, era tutta pizza. Ottimo! Chi è? Piette Pull? Ottimo! Ottimo frate, ma Ciao! ti sento molto basso. Aspetta un momento, va a un attimo i cuffie perché se non ti sento a te, aspetta. Tu mi senti? Ok. No, ma io ti sento Va a capire bene. il cuffie. Io ti sento basso, va a capire il cuffie, aspetta. Va bene. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Non so quanto tempo duri la mia connessione perché purtroppo a casa mia è sempre una questione di internet point. La gente sale da giù, se nel caso viene a connettere e poi dopo se ne va. Quindi per me è sempre un po' difficile, trovo questi momenti rapidi per poterla fare. Comunque per me è sempre un piacere. Oggi ma visto che cacquazzone che è venuto a fare oggi pomeriggio, allucinante proprio, eh? Si sente? Mi Ma stai senti? dicendo? Mette qua, ragazzi, ciao, come state? Tutto bene? Tutto bene? Sta così, e poi qualcosa che ti chiami un gol. Perché sto facendo tutto. E ti mostrare sì, e se no a Genna, cosa che siete, eh? No, 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 la città oggi hai visto oggi che patata dell'acqua che è venuta? Sì, no, infatti c'è gente pure che tu stasera fai la posizione coppa su fatta, se l'hai fatta. Coppa su fatta. Sì, dai, più o meno, sì, c'è stata una sorta di verità tra l'altro, voglio dire. Beh, è una cosa che è successa veramente. Oh, ma visto stasera quando si va? Belle buone Eh. 63, a un certo punto quasi 70. Hai visto? Wow, bellissimo, No, esagerato, ma sono emozionato. No, bellissimo. mi sono emozionato, però oggi c'è. Pensavo che mi emozionavi più, nel senso che dici, wow, mamma che bello, cioè. Non so ce l'ho Senti, fatta. comunque Oggi volevo salutare siamo un po' di raddoppiati, gente. improvvisamente, senza alcun motivo. Ti sento Mo basso sono io, Anna mo. però, se mi sta a fare i saluti dei due, mo sono Anna però, io mi. Vabbè, Per allora saluto a forza tutti non bisogna quanti, fare. anche a Mo se mi Gianmarco sta a fare i Gallo. saluti dei due, no? Sì, Saluto a bravo, è bello tutti. così schietto, perché già poi mi metti a salutare all'inizio, metti tu a salutare. Bravo, un saluto generale, che so per di me solo i saluti, e quindi non mi sembra il caso.
Comunque sì. Vabbè. Niente, non lo so, vogliamo partire con la poesia? Non ti sento bene, Gai? Non mi sento buono, perché No, ti sento basso, non mi sai sento se ti poco. sento basso. Ma prima senza Mo cuffia mi sentivo meglio. meglio? Ah, sì, vabbè, tengo No, questo no, così ti microfonino sento che bene. faccio... A No, ti posto, a sento posto. bene, ti sento Sì, bene. sì. Sì, potremmo partire direttamente con la poesia, così allora potremmo anche modo di farli commentare su questa poesia, capito? Dimmi più, vai, io ci sto. Sembra un Dai, po' proprio da proviamo. dell'acqua, no? Sì, sì, Ok, lanciami. vai, qua giù. Piette Pool nella poesia O patapate l'acqua. Vai. Ci sto. Qua giù. Oggi è l'una e mezzogiorno, o cielo teneva proprio il corna. I caponi vi pigliano poche sole e ce ne poco a mare. Gesù Cristo si è scordato di chiudere la fontana. Allora alzò gli occhi al cielo, pensava e diceva: Gesù Cristo, ma stesse fulminato, stammi il 16 giugno, te fossi scordato. La risposta fu fulminea, nu lampa, nu tuona e acqua a chi t'abbiva. Evidentemente si dispiacque e a così ha scelto patapate l'acqua. Ottimo! E chi sia Gigi Proietti. Ah, sì. Gis proprio preso, da Gis proprio preso, teatrante, ti ho visto proprio Teatrale. teatrante, come mai? Questa è una delle mie più Da Gis belle, proprio questa è una teatrante. delle mie più belle. Un dialogo con Gesù che c'è stato, Questo quindi è stato sa, proprio... questa è profonda, stiamo andando nella profondità. Siamo nella profondità, ma Gesù misericordioso ci sta oggi. Gesù misericordioso ci sta però sotto un altro nome, ha cambiato nome, non so se ha avuto problemi con, non so, con chi si è appiccicato, chi testimoni Geo, non so con quale ha avuto, però ha cambiato proprio nome, a un certo punto ma la città sotto, no, De Rosa, ha cambiato nome, mo si chiama tipo Strillex, un nome che non si può leggere, oh. Lo figlio di Eh, Bucchina ha cambiato un nome che non si può leggere, comunque c'è sempre che danno De Rosa, alias ottimo. Gesù misericordioso, che nelle Vai giù, prime... spero che questa poesia vi è piaciuta, vi è piaciuta. Sì, sì, vabbè, mo prima i commenti se ci è piaciuto. Comunque io vi ricordo come sempre, scusate se sono ripetitivo, però è così, per chi non lo sapesse, ci stanno pure un sacco di gente nuova, questa poesia, se la volete riascoltare, la andate a riascoltare sulla nostra pagina Frank e Cerrone, andate lì, che la live Piette Pool la registra e la carica, quindi poi lì avete il modo di sentirla di nuovo, la potete scaricare, potete fare il cazzo di voi, la potete sentire pure quando state in cesso, oppure quando state, la fate sentire alle vostre innamorate, non lo so, fate voi. Ok? Bella, bella. Che poi scusa, ma no, voglio dire una cosa, che probabilmente questa sarà la tua, io devo dire questa brutta notizia, perché questa è poesia, nel senso che, perché tu pensi che questa è anche l'ultima live, purtroppo per PT Pool, credo. Guarda, ti devo dire la verità, purtroppo, forse logisticamente parlando, forse sì, però non ti voglio negare, non voglio negare neanche a loro, magari se fosse una cosa possibile e fattibile, che magari possiamo creare un collegamento Napoli-Sardegna al camping dove starò, quindi fare un 10 minuti, 5 minuti tutti insieme e fare così poi un piccolo collegamento. Non lo so, non lo prometto, però potesse essere una cosa simpatica, no? Eh sì, a me mi facesse piacere, vabbè, ovviamente per chi non lo sapesse, PT Pool mo fra poco va a faticare in un villaggio, quindi se ne deve partire deve andare a lavorare in Sardegna. Ovviamente facendo l'animatore nel villaggio non ci sarà tanto tempo non è che non ci sarà tanto tempo, il lunedì sera penso che sarà impegnato perché da o spettacolo, da fare qualcosa, e quindi sarà difficile fare un collegamento così come se a fare una live. Quindi noi ci proviamo, vediamo un po', perché poi non si può mai sapere, capace pure con l'unri o piove, e per esempio si può collegare, oppure non lo so, ma vediamo un po'. Però Dai, è un meglio che metodo vi lo troviamo. avvisiamo. Senti, io invece, No, Fabri, può essere... volevo dire giusto una cosa, ma giusto perché sto leggendo un po' i commenti, no? Ci sta. Vai. Virgilia, la vogliamo salutare, non lo so, sta scrivendo delle cose, però dice che tu non riesci a leggere, ovviamente perché sono tantissimi commenti e solo tu non ce la fai, quindi salutiamo a Virgilia. Virgilia non è Sì. che si sta scordando di te, ma solamente No, che veramente scorrono tantissimi commenti, quindi è difficile seguirli. E poi volevo anche cogliere un attimo l'occasione per salutare alla Gufetta, Raffaella De Fazio, ok? Perché sì, è sì, stata con fatta noi a buono. Napoli, ci siamo divertiti.
Quindi volevo Sì, no, hai salutarla. Ciao Raffaella, ciao. fatto buono perché io non l'ho proprio letta allora, cioè, ma perché non l'ho viste proprio né a Raffaele né a Virgilio, non l'ho viste proprio nei commenti, perché a me purtroppo si commenta, mo si stanno bloccando e poi per buono si sbloccano e scendono una, proprio da piette palle, scendono belle buone Acqua a velocemente e quindi non lasciare. li riesco più. Acqua a lasciare. Sì. Acqua a patacciare. Comunque io questi ho davanti, questi leggo. Gianmarco Calato, Fabri, te lo ricordi il discorso che facevamo sulle live? Mi stai facendo ricredere. Non mi ricordo, non mi ricordo già ma su fatto il live, però ricordamelo perché poi a capa mia non è tanta. Non c'è proprio dico tanti come, ma comunque sul discorso del live. Non so su cosa ti sto facendo ricredere, come fa pesce che sto facendo ricredere. Lucia Franci, tu riesci a leggere con me? sì, sì, riesco a leggerlo. Lucia Andretta ha scritto Vale. grande pette puto. Posso mettere una tasina italiana? Buone, vedi. Ma guarda, per me Forse un onore, eh. sarebbe un onore, sarebbe un onore. No, ma figurati, ovviamente, stiamo alzando, cioè, ci una rasata a Vicenza, io e te, Lucia. Niente, Questo poi bello, Carmen però, Minella bello e buono. che è entrata adesso. Carmen, mo noi ci Ah, andiamo, fra, tu sei trasutato mo. no, Carmen. Carmen è una fedelissima, sinceramente è una fedele, quindi si può permettere poi di entrare alla seconda ora. Una volta ogni tanto puoi anche entrare alla seconda ora. Carmen che è veramente molto fedele alle live, sempre commenta i video, sempre li condivide. Carmen non si può dire niente, quindi Carmen a comando tu, non ti preoccupare, vai tranquilla. Senti, ma E a salutiamo pure a proposito di... Giocondo Nicastro. Salutiamo Giocondo Sì, sì, sì. Nicastro perché anche lui sta scrivendo tanti commenti, però evidentemente tu non riesci a leggerli. Quindi un saluto anche a Giocondo Nicastro. Sì, Giocondo, sì. Sì, no, 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 purtroppo quando riavvio la pagina, parte una da voce mia, sì, comunque ci sono un sacco di commenti che non riesco a leggere, ma sai che è perché purtroppo tengo successi computer, che non, cioè tengo computer purtroppo è così. Comunque sta pure cosa, Antonio Puca, penso che non c'è stato per due live Antonio Puca, e mo vedo un commento, però è stato segnalato come spam, forse stai dicendo, cioè, ci sta sempre quella guerra TV. Comunque c'è mancato per 2 settimane Antonio Pucci, si è sciolto su Facebook, ma vogliamo bene sempre, non ti preoccupare Antonio. Anzi, però, hai Antonio, mi sono scordato, però Antonio, ci faccio uno come te, si scorda che ci sta live l'unri e giammi, questo non te Zafà, lo perdono, questo non me lo... zafà, zafà, zafà. si fa, questo non si fa. Ha impro- ha improntato le prime live proprio sui litigi tuoi e di Pietri Pull e tu che fai? Ti scordi che la live lo lunedì? No, questo è un po' imperdonabile. Ti devi non so come, ma ti devi rifare. Comunque, Alessandro De Luca. Ciao Ceru, sei un grande, la prima live che seguo, salutami. Ciao Alessandro. Ah, come la live? Stiamo a 25.000 anni che stiamo facendo la... Vabbè, non fa niente. Con Virgilia ti ha fatto i complimenti. Franci, la poesia è emozionante, bella assai, complimenti. Ti ha fatto i complimenti Virgilia. Allora, Piette morto, sei emozionato Piette Pull è caduto dopo questa cosa. Ci sei Piet? Niente, voglio, sei emozionato, facci i complimenti che questa emozione è cade la linea. Antonio Mennillo, Piette Pull stasera con cui ha spaccato i continenti. Voglio, ma questo purtroppo è spaccato. A meno che ha spaccato i continenti, si sarà spaccato pure è caduto Piette Pull. Speriamo che recupera quanto prima, ma comunque gli Piette Pull naparam na DSL buona. Bellissima la poesia, quando a fare i complimenti, mi fa piacere Piette Pull, saluto pure a no? Pascalone Bombolone, addirittura un nome a sorpresa così, un nome nuovo, Pascalone Bombolone, c'è Roma, non vedo proprio, e ma non vedo, non è che voglio, è che la bella e buona si blocca, il computer purtroppo non mi fa sagging up, fa, il sostituisco i sagging up per le tue, Virgilia, Fabio, come di prima, Francesco non è facile, ma ci provo ugualmente. La settimana prossima dovrebbe essere tutto a posto, perché mi arriva un monitor nuovo e quindi riesco a vicino al computer e riesco a leggere tutti i commenti e destra vecchia, eccoli qua. Però poi mi è piaciuto che tutti voi state facendo complimenti a Pitbull, che vi è piaciuta la poesia. E come detto Pitbull, ragazzi, mi dispiace pure a me, sarà la sua ultima live, però
speriamo riesce a collegarla, mi mancherà molto, mi mancherà pure, lo so, però penso che ogni tanto lui riuscirà, anzi facciamo una cosa, questo ve lo posso promettere, faccio registrare ogni settimana, cioè faccio registrare una poesia, in due villaggi lo stai stando che c'ho, con telefono, si mette là e si registra, anzi facciamo una bella cosa, ancora più bella, suggeriteci voi, in da settimana, no? Suggeriteci voi per esempio l'argomento sul quale Piettipulla ha da fare la poesia da settimana, il più bell'argomento, quello che ci piace di più a Piettipulla, quello sarà scelto, quindi sarete voi anche quelli che praticamente decideranno quale sarà la poesia di Piettipulla, e quindi aspetto i vostri commenti, mi raccomando. Vabbè, la prima settimana no, perché penso che sarà bruciata, perché penso che ma non so se mi vedete pure a me, perché praticamente stanno cose un omino blu. Fatemi sapere se mi vedete, scrivetemi su Facebook questa volta, fatemi sapere se mi state vedendo, perché ci è uscito l'omino blu. E quando esce l'omino blu, oggi su cazzo, aspettate un attimo, sto vedendo in coppa a Facebook che mi ha 57.000 commenti, oggi il computer va piano e non riesco a chiudere il finestrino. E per i PPP. E per i PPP. E non riesco a capire niente, niente. Non capivo niente. Il computer visto qua è ancora peggio. Mannaggia la madonna. Voglio fare 100 euro, no, veramente. Che si io me la mente e mi chiamo in culo, perché voglio che voi facciate un euro ciascuno, ma ancora poco, come 60, faccio 60 e basta. Purtroppo non faccio niente lo stesso. Riavvio un'altra volta, facciamo parte dei commenti. Comunque, siete da diceva, ma non voglio fu, tipo, sapete che io schifo molto fare quello che voglio pubblicare, però per esempio mo io giornata mi facevo la schifo, mi fa male ancora, però mo parlando qua, facendo una live a questa pure diceva, mi sento un po' meglio, mi sento un po' meglio, spero pure dopo sinceramente, perché mi ha tutto cazzo sta scena, però siete un toccasana, siete un toccasana per me, questa live e voi che commentate, che state qua con me, siete veramente un toccasana. Ho riavviato tutto così che ci siano i nuovi commenti. A proposito, sapete una cosa, oggi ma dai, perché tengo una curiosità, perché non riesco a aprire troppo computer. Ma stasera, ne dai una da squadra. Oggi ho giocato Germania-Portogallo, ma stasera che sto con Ghana, se mi sbaglio, Ghana contro una da squadra, facendo sapere perché lo sapete. Allora, sono partito i commenti. Antonio Pucca, Piettepu, buonasera, non ci sentivamo da una vita. Dacci un pronostico per domani, Brasile-Messico, come può fornire? Ci può stare un pareggio? Ma tu stai chiedendo una cosa un po'. Ho in voglio di niente perché io a fine casi vedo, poi piglio come. Però Brasile-Messico pareggio penso che non ci sta. Penso che non ci sta. Allora sta. Nicola Monda, Cero, sei arrivato quasi a 700.000 visualizzazioni sul video di Breaking Ball. Lo so, ma ieri era arrivato a più visualizzazioni sul video, perché quel video, non so per chi lo sa e chi si ricorda, me lo bloccarono dopo 2 giorni, perché praticamente, cioè non è che lo bloccarono, praticamente era vietato minori di 18 anni, per me sono poco culo, all'anime vita stravecchi, questi 4 negativi, ci stanno certi video in coppa YouTube, ma da vedere casa vedono tizio, culo, si vede pure culo e voto, no? E ma vanno a me, i video che si vedono poco, manco culo. Si vedono, tipo, sai quando fa caldo e si vedono poco sabatanai, no? A così si vedono, ma hanno bloccato i video, se no facevano più visualizzazioni. L'hai caricata da volta, hai tagliato poche scene che là si vedevano poco come si dice, o buco culo, la linea del culo, no? Vabbè, fammi capire più. Se no facciamo più visualizzazioni. No. Mauro Caputo, grande Mauro Caputo, oggi ma tutti nomi, questi sono veramente nomi nuovi. Mauro Caputo, Peppe, siete grandi, un saluto, scusate il ritardo, non sento bene, buonasera a tutti quanti. Chissà, poi Fabri fatto un video, c'è una grande, c'è veramente grande, siete grandi. Giosuè Speranza, a me la poesia mi ha fatto ridere, è bellissima. Vabbè, questo mi fa piacere, ma mi dispiace solo che Piette quello è caduto la linea e non ci sta su. Che cazzo però sto fatto di Piette, mo chiamo pure. Mi dispiace sto fatto. Mi dispiace perché se questa fosse la sua ultima live ci doveva stare, vi doveva salutare, ma purtroppo questi cazzi di connessioni non ce lo permettono. Ora lo chiamo un attimo che è successo. Allora, lo chiamo mamma, vediamo che è successo.
Carmen Minerva, grazie Fabri, per te fu meglio tardi che mai. Giorgio vado Cocco. Chi è Giorgio? Perché è Giorgio Imbradici, lui, i figli che canta, qui c'è te. Mattia sì, per pure oggi ho fatto un sacco di commenti e ce non li ha letti. Mattia, ma in il piccolo, nel piccolo, ma è un ballo? Ah, si è staccato. Guarda, vedi, stai proprio va bene, pochi tempo ci sta. Ce la fai? Babbo, babbo, ah, babbo, 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 ciao. Niente, voglio pitti pure sta perché guarda i miei utili computer. A poi ci serve pure per faticare, sta pitti pure è poco esagerato. Perlomeno i pazzi con computer, pitti pure ci serve per faticare, ma anche su quattro computer, non c'è computer. Che tenere un computer pitti pure che praticamente, no? Cioè, a parte il fatto che diciamo, si leva il caricabatterie non funziona più, per dirvi. Però poi, tra l'altro, su caricabatterie, no? Ma giusto da cioè, chi si chiama a spina, no? Ma c'è per fare, sta spina lo caricabatterie. Sta metti in da Kids che avete pure si è reso che il bicchiere, ecco, il bicchiere vicino alla spina poi fa sta in casa dentro sul buco, si è reso che può portare, poi fa, cioè, una cosa proprio vergognosa, si accattano un computer, ma che tu figli e bucchino. O era grande una lira, però non ha faticato su questo solo accattare. Comunque, Alessandro Luca, c'è il rumore di seguo sempre perché mi dimenticavo sempre il lunedì, che ci fine di settimana discutevo, fine di settimana discutevo, ragazzi, vabbè, comunque, Sasi trovi se vabbè c'era come stai zumbando, vabbè no Sasi non sto zumbando, solo che non riesco a leggere manco cazzo. Francesco Simiolo, si cazzo poi più grande. Giorgio Imbradice sta piano questione con Carmen. Carmen riparti dall'inizio della live e guarda come mi ha salutato prima. E che tu mi stai dicendo, mi stai dicendo un Ionza una settimana, vorrei che ti salutavo, mi stai dicendo tu. Eh, aspettate, non mi dispiace il fatto che non andare a avviare la pagina per leggere i commenti, ma così pazzo. Così da pazzo, sto riavviando la letto. Allora, aspettate, proprio gli rinzagati, ma per come sta paura che sto parlando solo lì. Cioè, questi rinzagati bello e buono mettere. Oggi comunque ci sono rimasti 5 minuti di live, sperando che Petto di Pollo riesca ad entrare di nuovo e a salutare tutti quanti. Questa è la cosa che sto pensando io in questo momento qua. Speriamo che riesca a stare. Comunque, vabbè, poi a parte il fatto che probabilmente sarà l'ultima live, ma io penso che comunque troveremo il tempo di collegarci con lui. Pure si belle pure a fare con live improvvisata, quando per esempio nel giorno festa, una cosa così, la faremo. Anzi, qualche giorno faremo veramente delle live improvvisate, perché spero che voi ci sarete sempre lo stesso. Perché ogni tanto i blues fa, bello e buono, però dico a voi aspetto un minuto. Per il bot stanno dicendo, non cazzo fa, mi piacerebbe stare a fare una live e poi dico, poco dai Cimoc, bella live improvvisata la faremo. Ehm, qui. Allora, ecco qua. Oggi ecco qua. Sono parturato oggi i commenti, vediamo. Mi spaccato questa poesia di Giuseppe Napoletano. Virgilia, ma prima che chiudi un saluto per me, me lo fai Fabri, te lo faccio mo Virgilia, ti saluto ora perché prima della fine non riesco a vedere tu commento tu. La cufetta Raffi, io per vedere tutte le partite le vedo nel canale tedesco anche se non ci capisco nulla. Grazie, cacchio, pure non ci capisci. Che te pure? No, che sa voce mi regista. O Max logico, una culetta per accattare un PC a piette pure a cedone, ma serio, oggi senza i computer passano a due. Giosuè Speranza, sto morendo dalle risate. Maro, sei un grande, Fabri. Allora sta. Carmen Minerva, Fabri e Mocca stai full e a fare live 7 volte alla settimana. Ma io poi dopo 12 mi faccio sti nel live. Per fare tutti i giorni, perché sono che cazzo. Poi secondo me si sono soli, io a parlare così. Andiamo a leggere qualche altro commento. Nicola Nigeria. Ah, oh, faccio come bombolone. Iran Nigeria. Stasera sta Iran Nigeria. Ma che stai dicendo? Iran Nigeria. Capite che io sul girone dell'Iran non lo faccio proprio. È l'unico girone che mi sfugge di questi mondiali. Ahí sta Iran Nigeria e poi?
Ah, non lo, poi Antonia Mennillo, stasera, grande Antonia, poi è una grande esperta di calcio, anche essendo una ragazza, se ne intende molto. Stasera Ghana-Stati Uniti, cazzo, Ghana-Stati Uniti, bella partita. Ma fa in televisione un po' a Sky, perché poi che si sa, ma lo stesso Carmen Minerva, avevo questione Carmen Minerva e Giorgio, secondo me ci sta qualche cosa ora Carmen Minerva e Giorgio in Bradice, la voglio dire questa volta che vedo che vi state battibeccando già la seconda live, secondo me fate finta di criticarvi ma c'è un po' c'è un po' di miele fra di voi, secondo me, questo di poi eh, è bella, si può conoscere un po' alla amico, sposate, facete figli, procreate, un giorno potrò dire che io vi ho fatto conoscere, quindi se vi basta che non mi facete fu, come si dice, un matrimonio, perché poi non ci stanno lì, non vi invitate al matrimonio, e non mi fate fare il padrino del vostro futuro figlio, perché poi sono i soldi e poi schifo, mamma mia, quindi questo lo dico prima che voi facciate qualche figlio e vi sposiate. Ehm, Mattia Silva e Fabri ai Sky, tutte le partite mondiali li fanno solo lì, questo lo so, a me mi è dispiaciuto assai, perché poi ci faccio il mondo in Sky, ma poi sti cazzi mondiali, ma ad esempio visto tutto quanto, cioè 4 anni fa già non era così, già facevano tutti quanti sulla Rai, i partiti, invece mo bello questo cazzo di Sky in mezzo, a fare dei partiti, ma uno manca più uno quazzi mondiali, solo prima, che schifo, lo schifo malamente, Sky, oggi va dicendo lo schifo ma non lo so, Dark Power, grande cielo mi fai morire, grande Dark Power. Dark Power, poi avere Dark Power sarà il Uccello, però poi si chiama Dark Power. Io voglio capire che prima di questi nomi esotici, questi nomi americani, e posso dire che Uccello, vabbè, ma questo non lo so, è una cosa inspiegabile, poi me lo spiegherete voi. Non lo so, mannaggia, già legge 7-8 commenti a voto e poi già fa nada. Niente, già la fine della voto, oggi comunque abbiamo un minuto soltanto, oggi spero che riesci a entrare in pool solo per farvi salutare, ma la vega nera perché hai il computer su serie hanno fuoco e quindi sarà un po' difficile che nel tempo che i pompieri spengano l'incendio e Pitbull riesce a avviare i resti del suo computer se non si sia carbonizzato. Quindi vabbè, comunque poi, casomai vi faccio, anzi, faccio un'altra cosa, voglio proprio stasera voglio vi faccio, oltre alla poesia che sta su Frank e Cero, vi faccio fare proprio un saluto, vi faccio fare un altro video, se rimanete svegli un po' fino a un po' più tardi, vi faccio fare proprio un video di saluto dalle PTV. Faccio mettere una bella musichetta sotto, sai, tutto malinconico, così, e così vi faccio fare il suo congedo, diciamo così, tra virgolette, di questa stagione di Piertepool, che però Piertepool ragazzi vi lascerà con quest'ultimo video che stiamo facendo, quindi vi lascia proprio col botto, perché sto video che stiamo facendo Piertepool è il protagonista di questo video, quindi immaginate un indizio già fortissimo per fare di cosa stiamo andando a fare la parodia. Vabbè, 22:30, voglio. Mi dispiace, fra poco finisce la live e io devo attaccare perché l'ho programmata per un'ora e quindi ho finito la belle buone Caroline, quindi meglio che la chiudo io. Niente, voglio bene a tutti quanti, vi saluto e vi saluto tutti quanti, mi dispiace se non sono riuscito a leggere tutti i commenti, ma credetemi, io li leggo sempre, però stasera purtroppo tengo terminato sul computer e mia moglie non è tanto buono, la prossima settimana spero che ho il mio, così riesco a risolvere tutto e riesco a leggere i commenti. Mi raccomando, va giù. Chi è che sta parlando? Se sempre che sto a partire. Io aspetta, stoppo la mia voce da cesso. Ecco qua. Aspettate un attimo. Ok, per prima la voce mia. Quindi stavo dicendo, va giù. Vabbè, voglio bene, vi saluto a tutti quanti, va giù. Grazie di essere stati con noi questa sera, grazie che siete stati un sacco di voi come non siete stati mai. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 9:30. Ok, vabbè, un bacio, ciao, va giù.